Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinque Fronti. Oggi si scriverà la storia, oggi la pallavolo Jolly Cinque Fronti affronterà la Angelina Saber Palermo. Siamo in diretta dal palazzetto, alle ore 18 avrà inizio lo scontro. La Jolly, se vincerà, avrà la certezza di andare ai playoff di Serie A2. Suona l'inno della Jolly nel palazzetto che è già pieno. Qui con me ai microfoni Francesco Bonini. Buonasera, la storia è con noi questa sera, a Dio piacendo. Cinque Fronti veramente raggiunge, nel caso facendo i debiti scongiuri, raggiunge il punto più alto della sua storia pallavolistica dopo 40 anni. Aumenta il calore del pubblico, siamo quasi alla presentazione delle squadre, lo starting 7 è pronto e Cinque Fronti si va a giocare questa partita, una partita campale, una partita che consentirebbe l'accesso ai playoff e alla prima occasione vi spiegheremo il funzionamento di questi playoff un po' ingarbugliato. Abbiamo il gruppo Ultra davanti a noi, gli Ultra della Jolly che coprono la visuale della telecamera. Scatenati gli Ultra cinquefrontesi, stanno stendendo uno striscione. Gli Ultra sono veramente in visibilio, stanno lavorando da giorni per la preparazione delle coreografie ed ecco che si riarrotola il grande striscione. Aspettiamo ovviamente che finisca la coreografia. Eccoci qua, avrà inizio lo starting 6 con il libero. Primo arbitro Bosio Matteo, secondo arbitro Marafioti Claudio. Arrivano dall'Emilia Romagna, ha speso tanto questa volta la federazione per mandare in trasferta due arbitri che arrivano da Bologna. Eccoli, il primo arbitro che si posiziona. Non c'è nessuna storia per la lotta al primo posto in girone, conquistato ormai dalla Conad della Mezia. Ecco lo starting 6 del Palermo, numero 6 Garofalo, numero 7 Grusner, numero 2 Bellone, numero 9 Teresi, numero 17 La Rosa, numero 18 Cappadona, e sentite gli applausi del pubblico verso Raffaele Burriecci, vecchia conoscenza, sì, l'ex della partita. E ora è il momento della Jolly Cinque Fronti. Eccolo l'urlo dei tifosi al cognome dei giocatori. Bellissima atmosfera al Pallabonini. Numero 1 Samuele Aprile, numero 3 Matteo Stallagnol, numero 7 Alessandro Bellucci, numero 9 capitano Limberger, numero 14 l'opposto Domenico Laganà e il numero 17 il centrale dei centrali Nicola Snardi. Abbiamo dedicato l'allenatore Antonio Polimeni, allenatore del Palermo e Ferro. Grandissima atmosfera al Pallabonini, bellissimo da vedere e da sentire. È una di quelle giornate, Gabriele, che comunque rimarrà veramente nei cuori di Cinque Fronti.
Quasi tutto pronto, si controllano le squadre. Ricordo in passato una organizzazione simile quando abbiamo ospitato su questo campo la Golem Software Palmi nella stessa categoria. Ancora l'inno della Jolly al palazzetto. Stavo dicendo prima, abbiamo dedicato un video a Nicola Snardi, il centralone della Jolly. Lo potete trovare sulla pagina Facebook dell'Edicola di Pinuccio e sul canale YouTube. Ha fatto una grandissima prestazione contro Palermo, contro Palermo oggi, contro Letojanni scorsa settimana. Partirà Palermo, subito su Limberg e su Chillemi. Out l'attacco di Limberger, avanti 1-0 Palermo. E fuori la prima palla, il primo attacco di Limberger, servito bene dal suo palleggiatore, spreca questa occasione. Ancora Palermo, sempre su Chillemi. Bellucci verso Laganà che mette a segno 1-1. Il capitano al servizio per la Jolly, Limberger. Sulla rete, colpito male il pallone. Comincia male Limberger, due errori. Fischi del pubblico. Forte la palla che torna nel campo del Palermo, va out. Grandissimo servizio spin del numero 7 Grusner. Non ammortizza in Bagher 5 fronti, la palla finisce dalla parte opposta. Ancora Grusner, stavolta out. 2-3. Fuori il libero dentro il centrale. In prima linea arriva Samuele Aprile. Fa caldo oggi a 5 fronti. È la prima giornata di primavera piena, clima quasi estivo. Nicola Snardi, una mezza spin, mezza float, pallone troppo lungo, fondo campo. Ho come l'impressione, Gabriele, che i ragazzi siano un po' tesi, un po' emozionati, che magari sentono la pressione di questa partita, la responsabilità di scrivere veramente con la loro penna la storia di questo paese. La Rosa, ottimo servizio spin, recupera Bellucci, attacca lo stesso Laganà, ricostruisce Palermo, poi attacca con Grusner, pallone recuperato, altro attacco in pallonetto e riesce. 2-5. Ricordiamo che all'andata la partita di Palermo ha riservato a 5 fronti uno dei dispiaceri del campionato. Quindi è uscito sconfitto dal palazzetto dello sport enorme di Palermo. Pallaureto. La Rosa ancora al servizio. Stavolta la prende Limberger. Matteus Dall'Agnol per la prima volta. Tocca il muro. Pausa. Sì, c'è il tocco del muro. Mani out. 3-5. Il regista. Sì, +1 della Jolly. Bellucci al servizio. Ricevuta bene. Tacco centrale. Pallone subito recuperato. Grusner attacca. Monster block. Samuele Aprile. Bravissimo. 4-5. La Jolly accorge le distanze davanti al suo pubblico. È la stagione del muro, Gabriele. Noi abbiamo visto e abbiamo passato delle stagioni dove questo fondamentale era veramente carente. Quest'anno un grande Samuele Aprile in grande spolvero veramente, è veramente maturato insieme al nuovo Nardi. Hanno dato un rendimento superiore. Attacca il pallone. Specialmente nella seconda parte del campionato.
recupera la Jolly con l'attacco sbagliato di Garofalo, attacco sulla rete, 5 pari, riaggancio Jolly, ancora più uno, ancora Bellucci, sempre flottante, 100 Garofalo, ma c'è la mano di Laganà a respingere il pallone, sorpasso della Jolly, 6-5. Ma di centrali avanti c'è solamente uno, quindi è anche il gioco di squadra, in questo caso Laganà a muro vincente. Ancora Bellucci, sempre in quella zona del campo, attacca Grusner, out, chiama tocco Grusner, ma non c'è, l'abbiamo visto anche in diretta, 7-5. Tira via una brutta parallela all'opposto del Palermo, la palla va quasi a toccare la parete esterna del palazzetto di Cinquefrondi. Ancora Bellucci, sempre in zona 1, recuperato il pallone, Mateus Dallagnol, Bellucci ricostruisce, attacca proprio il brasiliano, la palla cade a terra, inutile il recupero, 8-5 più 3 della Jolly, e chiama Ferro, il coach Ferro. Era solo quindi una falsa partenza quella del Cinquefrondi, che evidentemente, come abbiamo già detto, pagava lo scotto della pressione di questo incontro, dell'importanza di questo incontro. Ora sembra una squadra sciolta, tornata ai livelli normali, con una serie di muri vincenti e con il rendimento alto al servizio del palleggiatore. Dicevamo, no, non c'è tempo, rinviamo quindi le osservazioni sul sistema del tabellone dei playoff, lo rinviamo a tra poco. Rientrano le squadre in campo, è pronto di nuovo Bellucci, sempre sul libero, attacco centrale, messo a segno, fuori tempo Laganà, salta solo Aprile, viene passato lateralmente, la palla cade in un posto dove nessuno dei biancocelesti può recuperare. Burriesci che sta facendo il libero, pallone flot, sempre su Dallagnol, Bellucci verso Laganà e mette a segno. È impressionante guardare dal vivo Mimmo Laganà, una elevazione stratosferica, lo vedete saltare come una molla, arrivare con i piedi quasi al limite della zona bassa del nastro basso della rete. Fantastico gesto atletico. Martello brasiliano al servizio, pallone flot molto teso, attacca, c'è il recupero, pallonetto, scavalca il muro della Jolly, bellissimo questo punto in pipe del numero 2 Bellone, una pipe leggera, una pipe, una finta pipe, una pipe vera ma trasformata in un pallonetto da seconda linea. Bellone attacca Laganà, non c'è, cade a fianco a numero 17 la rosa, dinamite pallone sul braccio destro del numero 14 biancoceleste. 10-7 il punteggio. Il polistanese al servizio, Samuele Aprile, pallone preso molto bene, attacca Grusner e ancora una volta pallone out, fallo a rete, invasione. Nicolas Nardi conferma. Il secondo arbitro Marafioti segnala, non si sposta e segnala quindi al primo arbitro che la palla deve essere del Palermo. Attacco di Nardi, 100 ancora una volta dal centrale Bellucci. Nardi come può prendere questo pallone
e si fa anche aiutare dal nastro. 11-8. È un quasi errore quello di Nardi, ha recuperato la palla, diciamo che non è già stata coordinazione. La Ganà con la sua spin molto forte su Burriesci, stacca poi il numero 17 La Rosa, pallone coperto, ancora La Rosa, ci ha provato Mateus Dallagnol in tuffo, non ce l'ha fatta. 11-9. Mano piena di Mateus Dallagnol che riesce a raggiungere la palla diretta all'angolino del posto 1, ma non riesce a mantenerla in campo. Ancora servizio Palermo, Chillemi, Bellucci, Limberger molto forte, pallone recuperato, copre Nardi stesso, Bellucci indietro verso la Ganà molto forte, pallone torna ancora nel campo della Jolly, ricostruzione, scelta ancora la Ganà! Esplode il palazzetto, esplode! Che punto La Ganà! Fantastico! Ha fatto tutto da solo! Un primo attacco, un recupero su un pallonetto degli avversari e poi in condizioni assolutamente precarie vola in alto da seconda linea e mette giù una palla imprendibile. Limberger ancora forte, sempre su Burriesci, riesce a prenderla l'alzatore del Palermo, mette a terra Grusner. 12-10, risponde il Palermo. Rimane in scia Palermo. Grusner al servizio con la sua spin molto forte, Limberger la prende, Mateus Dallagnol, c'è il muro ed è out. Magistralmente neutralizzata dalla ricezione cinquefrondese, era veramente una bomba quella del giocatore al servizio per Palermo, recuperata e giocata altrettanto magistralmente. Nardi al servizio, preso attacco centrale, Tardi, si alza Tardi Dallagnol insieme a Samuele Aprile, la palla va a finire tra le mani del muro e la rete lato Cinquefrondi. 13-11. e quindi il pallone si è insaccato Renato. Ricordiamo che Renato in questo momento, lo salutiamo insieme a Rosetta, sua moglie, ancora forte il servizio, fuori per motivi personali. Molto forte la schiacciata, recupera Limberger e poi Mateus Dallagnol, grandissima la Jolly in questa occasione. Time out, cos'è successo? Time out Polimeni, chiede time out coach Polimeni. Devo capire cos'è successo. È successo qualcosa a Polimeni che è Mateus Dallagnol. Ho l'impressione che Dallagnol abbia qualche problema. Si sia fatto male di nuovo alla spalla. Ha forzato. Dallagnol che nel corso della stagione ha avuto un periodo di non perfetta condizione fisica per dolori alla spalla. E infatti ha fatto è stato utilizzato, esatto, per diverse partite come libero. E quella del libero è un'altra storia per Cinquefrondi, targato 2017-2018, un libero che è venuto a giocare ed è rimasto per pochissime partite. Francesco qui Salomone, lo salutiamo. Francesco Salomone, che salutiamo se è collegato. 14-11, chiama a formazione il capitano del Palermo. Troppo giovane il secondo libero per poter disputare il campionato, e allora Polimeni ha tirato fuori l'asso dalla manica e ha spostato da posto 4 a ricettore principale, quindi a libero Chillemi. Bellucci, ancora Flot su Burriesci, tacco, messo a segno. Anche questa volta il duo Laganà-Aprile non trova la giusta coordinazione per l'intelligenza tattica del palleggiatore avversario, che ha smarcato quindi il suo schiacciatore, la palla a terra. Ed è stato bravo Garofalo a sistemare quel pallone.
12 chi serve, 14 chi riceve. Ancora Flotz su Chillemi, Bellucci, Matteus Dallagnol forte Con una mano. palla che tocca il soffitto del Pallabonini. 15-12. E la forza della schiacciata del cinquefrondese la si può intuire per il fatto che la mano dell'opposto del Palermo è rimasta, diciamo, ferma, e la sola forza del tiro ha portato la palla sul tetto. Attacco centrale, recupera Bellucci, Buona. in tuffo, bravissimo, la Ganà attacca, Burriesci, sistema il pallone in bugger, palla che viene rimandata nel campo della Jolly, free ball, la sfrutta la Jolly con una pipe di Matteus Dallagnol. Dallagnol scatenato, fumo dalle orecchie per Dallagnol, mai visto così. Bravissimo Matteus a sfruttare l'ottimo pallone offerto da Bellucci. Ancora Matteus Dallagnol in servizio, ricevuto bene, tacca Grusner, rimbalza Andiamo. poi sulla sua testa dopo il colpo del muro. No, non ce n'è per nessuno. 17-12, cambio, esce Grusner. In questo momento non ce n'è per nessuno, è troppo forte la carica dei giocatori del Cinquefrondi. Avanti di 5 in questo momento, 17 chi serve, 12 chi riceve. Primo set. Se non mi sbaglio è uscito Grusner ed è entrato il numero 3 Geraldi. 17-13, servizio fuori di Matteus Dallagnol. Bellone al servizio, molto tesa su Chillemi, Bellucci sceglie la gara, stavolta il pallone out. Forte ma non lo tocca il muro, la palla passa, non trova quindi l'angolazione giusta, la palla va fuori di una cinquantina di centimetri dall'incrocio delle righe. Ancora Bellone, sempre su Chillemi. Palla dietro, oh, mamma mia. incredibile, bellissima. Questa è veramente una delle palle che comportano una difficoltà di esecuzione altissima. La palla che arriva da dietro, e la conclusione di Limberger è stata fenomenale. Invisibile la palla al muro, Attacco del Palermo, subito recuperato, Limberger come può su Burriesci, pipe, c'è Bellucci, prova la Ganà, non può fare nulla. Guarda con un occhio le barriere e con un occhio la palla, la Ganà non ci arriva, la palla è troppo al di là delle barriere di protezione del pubblico. 18-15, 15-18. Garofalo al servizio. La Ganà attacca. Messo a segno. È venuta giù. Peccato che colpa. Era bello, un bel muro. Uno di quelli proprio spettacolari, ma peccato che con la palla è venuto giù anche la rete. È stato la Ganà. Recuperato da Burriesci. Doppia. C'è il muro della Jolly. Questa volta c'è l'invasione a rete. Bravo il secondo arbitro Marafioti. 19-16, Jolly che interrompe la striscia positiva del Palermo e va al servizio con il suo opposto la Ganà che ferma sul nastro. Ma la partita, il set è lì, Gabriele, sono solo 2 i punti di distacco, un po' allunga i Cinquefrondi, poi si fa a recuperare, in questo momento sono solo 2. Ancora servizio Palermo su Chillemi, Nardi la prende all'ultimo secondo, tacco, poi c'è Chillemi,
Matteo Dall'Agnol costretto in bugger, stessa cosa Limberger. Ricostruzione del Palermo, attacco, tocca il muro, c'è la copertura. Ancora Limberger mette a segno 20-17. Era un punto importante, sappiamo tutti, quelli che mastichiamo un po' di pallavolo, che dal 20 in poi i punti sono veramente dei macigni, era importante arrivare a 20. Qualche problemino tecnico ogni tanto ci sta. Metti 17, è stato chiamato il time out da coach Ferro. Le squadre che rientrano in campo. Si controlla la formazione. E al servizio per la Jolly è pronto il capitano Limberger. Stavolta non la forza più di tanto, sempre al centro. Out di La Rosa. Ha provato a scavalcare il muro all'esterno con un pallonetto, ma la palla va a finire fuori dall'asta. 21-17. Errore abbastanza grave quello della Rosa. Sì, della Rosa. Limberger, stavolta la forza. Ancora La Rosa, stavolta mette a segno, scavalca il muro. Ampiamente ripagato l'errore precedente. Buca completamente le mani del muro 5 frondese. Ma siamo sul 18-21. Pallone che va a finire sul braccio di Chillemi, poi carambola sulla gamba. Un tantino indeciso forse Chillemi se prendere o non prendere la palla, stende le mani per il bugger all'ultimo momento e finisce per strisciare solamente il pallone che arriva come una bomba, come una freccia dal servizio avversario. La palla finisce poi sulla pancia di Mimmo Laganà e cade a terra. Ancora servizio Palermo che stavolta si ferma sul nastro. Non riesco a vedere bene i numeri da qua. Per fortuna di Cinquefrondi la palla fortissima tocca il nastro ma rimane lato Palermo. 22 Cinquefrondi con al servizio il centralone Nicolas Nardi, NN. Torna in favore Nicolas Nardi, colpisce anche lui male. 22-20. Non è continuo oggi al servizio Nicolas Nardi. Servizio ancora del Palermo. Stavolta è forte, ma c'è Chillemi. Bellucci verso Matteo Dall'Agnol, Murato, poi il recupero. Ancora Matteo Dall'Agnol, Murato ancora una volta. Aprile alza il pallone in bugger. Matteo Dall'Agnol come può. Attacca poi Garofalo. Pallone dentro. Polimeni conferma. 22-21. E pian pianino Palermo si è fatto sotto, come dicevamo prima. Sì, e si fa sentire il pubblico della Jolly. Si alza l'incitamento da parte del pubblico cinquefrondese che per la verità non si è mai La Rosa abbassato. Che va sulla rete. 23-21 per mettere la Jolly di respirare.
Bellucci al servizio. Ancora Flottante, facile a ricevere, Muro, e c'è. Ancora lui, Domenico Laganà. E al momento giusto, il muro giusto, un muro impenetrabile da cemento armato, che vale il primo dei 4 set point per 5 frondi. Ancora Jolly in più uno, ancora il regista al servizio. Sempre palla Flottante, facile da ricevere. Bellucci stesso copre su questa schiacciata. Schiaccia Mateus Dallagnol, pallone che viene recuperato e viene out. 25-21. Si chiude qui il primo set al Palabolini di 5 frondi. Fanno tutti festa. Una Jolly che ha avuto un momento di difficoltà, ha saputo rispondere anche in questo set. E uno è andato, e possiamo dire in questo momento che 5 frondi va a 2 set dalla storia. Eccola, l'ho liberata lì. Allora, dicevamo prima che avremmo accennato a quello che può essere lo scenario successivo a questa partita nel caso di vittoria, naturalmente, da parte del 5 frondi, a qualificazione quindi avvenuta. Proviamo un po' a spiegarvi come funzionano i playoff. Allora, 8 sono i gironi su scala nazionale, quindi dal girone A al girone G. Le prime classificate si scontreranno nella fase 1 di questi playoff tra di loro, e a seconda del tabellone le 4 che vinceranno la partita, naturalmente di andata, ritorno ed eventuale spareggio, saranno matematicamente come si dice, promosse in Serie A2 nella prossima stagione. Quindi 4 usciranno dalla prima fase dei playoff. Contemporaneamente alla prima fase dei playoff si giocherà la fase 2 nelle stesse giornate. Questa fase 2 riguarderà le seconde classificate di ogni girone, tra cui speriamo il 5 frondi. 5 frondi andrà a giocare con la seconda classificata eventualmente, e stando così le cose, naturalmente, a meno di stravolgimenti nelle ultime partite, dovrebbe giocare contro Ottaviano, provincia di Napoli. Dopodiché ci sarà una terza fase. Nella terza fase rientrano in gioco le squadre che hanno perso la fase 1 delle prime classificate, quindi le 4 squadre che hanno perso andranno a giocare con le vincenti della fase 2, cioè delle seconde classificate che sono andate avanti. Naturalmente dalla seconda fase 4 squadre usciranno definitivamente quindi dai playoff e torneranno per la prossima stagione a giocare nella Serie B. Quindi terza fase, 4 perdenti della prima fase e 4 vincenti della fase 2. Da queste partite uscirà poi la fase finale, cioè la fase 4. Dalla fase 4 dagli scontri della fase 4 usciranno definitivamente i nomi delle 2 squadre che si affiancheranno alle 4 già promosse nella fase 1. Quindi un po' complessa, ma sostanzialmente poi è più difficile a spiegarsi che poi a leggersi. Magari se andate a leggere sul sito dell'edicola www.edicoladipinuccio.it vedrete la spiegazione precisa. Allora, concludo dicendo che i playoff si giocheranno allora il 12 maggio, 16 maggio e 19 maggio. Quindi questa è la prima fase. Torniamo alla partita. Le squadre, Limberger al servizio per la Jolly, subito attacco centrale messo a segno del Palermo che ha perso un centrale 2 mesi fa, infortunato, Paolo Gioele Brucia, lo salutiamo che ci sta seguendo. 1-0 Palermo. Mateus Dallagnol riceve, attacca Nicolas Nardi, pallone restituito, poi Murato. L'attacco, invasione dentro,
di La Rosa. Invasione. No, non c'è nessuna Invasione. Ah sì, invasione della Jolly. Sì. E su questa chiamata di formazione, anzi pulizia del campo, vi volevo completare il discorso che chiudo dicendo che qualora dovesse vincere contro Ottaviano, Cinque Frondi dovrà giocare contro una di queste 4 squadre, che sono, le vado a trovare, Berger, Bellucci in bagger, alza verso la Canà, Burriesci copre, doppia. E allora sono Macerata, Ferrara, Cagliari o Roma. Quindi contro una di queste squadre andrà a giocarsi praticamente la fase 4. Quindi in fase 3 contro Macerata, Ferrara, Cagliari o Roma andrà a giocarsi l'accesso alla fase 4. E questo è tutto. 1-2 al Pallabonini di Cinque Frondi, secondo set. Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Ancora forte l'attacco poi di Geraldi, viene murato, 2 pari, quindi Palermo che ha effettuato un cambio nel secondo set, non c'è più il numero 7 Grusner, ma c'è Geraldi, il numero 3. Invece nella Jolly solito 6 con Aprile, Dallagnol, Bellucci, Limberger, libero Chillemi, Lagana e Nardi proprio lui adesso al servizio. Gioca un po' di tattica il numero 17 del Palermo, chiede che venga asciugato il campo quando era già asciutto. Comunque ci sta. Nardi tocca il nastro, Mazzabellone, c'è il muro, Nardi. Un po' falloso, per dire la verità, il secondo tocco del giocatore del Palermo. Non è di questo avviso il signor Bosio della Federazione Emiliana. E si asciuga il campo anche nella Jolly, si suda molto, palazzetto abbastanza caldo. Servizio Palermo, lungo, lunghissima, non lunga. Cappadona sbaglia il servizio, 3 pari. Cappadona che adesso esce per lasciare spazio al libero Burriesci. Bellucci, Bravo, ottimo bravo. primo tempo con la combinazione. Guarda la disposizione Bellone, degli avversari, sì. Vede il muro a 1, incrocia la palla e va a finire sulla linea di delimitazione della zona d'attacco dalla zona di difesa, la linea dei 3 metri. Geraldi al servizio. Forte, c'è Chillemi. Bellucci sceglie Samuele Aprile. Era un po' scordinato, manda il pallone out. Mani aperte di Polimeni, un po' arrabbiato con il centrale di Cinque Frondi. Sotto Cinque Frondi, 3-5, secondo set. Geraldi ancora. Sempre spin, fortissima su Chillemi che la prende, Bellucci la smista bene per la Canà. Palla spinta. Così. Palleggio abbastanza basso. Sì. Lascia sfilare Limberger, grandissimo errore del brasiliano. 3-6. Errore di valutazione di Limberger, poteva arrivarci con il suo bagger, l'ha ritenuta fuori. Era una palla tesa, per dire la verità, e ha dato l'impressione di andare fuori, ma è stato bravo quindi il giocatore del Palermo, la palla è andata sulla linea di fondo. Abbiamo rivisto anche il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. La Jolly con Lagana mette a segno. Dinamite. TNT nel braccio del trinitrotoluolo si chiama la dinamite. Ricevuta bene
Alza Bellone. Altra dinamite. Grandissima schiacciata di La Rosa. I martelli. 4-7. Da uno schiacciatore all'altro. Botta e risposta. La Rosa al servizio. Su Matteus Dalagnol, Bellucci costretto al bugger. Limberger come può. Appoggia in Bellone. Sceglie ancora. L'attacco da posto 4 che viene murato. I centimetri valgono. Abbiamo due centrali molto alti. Uno un centrale locale e uno un po' meno. Uno di Polista e l'altro brasiliano, quindi un po' distanti l'uno dall'altro. Samuele Aprile. Oh, bravo. È stato bravo, Bellone. Bravo, ma poteva essere un'arma a doppio taglio, un tiro a doppio taglio. Era già pronto, ha toccato il muro del Cinque Frondi. Avrebbe potuto rispedire, così come stava facendo al mittente, sul muso l'attacco di seconda intenzione. È andata bene al Palermo, che adesso conduce 8-5. Jump float su Dallagnol. Tacco centrale. Nicolas Nardi aziona il suo braccio. 6-8. E quello che abbiamo potuto notare nel corso della stagione è che dopo una partenza difficile per Nicolas Nardi, con qualche problema, è andato via via crescendo e sta vivendo in questo momento veramente il massimo del suo rendimento, sia dal punto di vista della precisione tecnica sia dal punto di vista... Ace della Ganà non riesce ad alzare questo pallone. Burriesci, l'ex della partita. Alla precisione, dicevo, di Nicolas Nardi si affianca anche la potenza, come nel caso precedente. Invisibile per la velocità di esecuzione. Ancora la Ganà, sempre forte, pallone che torna nel campo. Sì, è lui. Ancora lui. Impenso Nicolas Nardi. Si alza con le due mani, palla a campanile sopra il bordo della rete, si alza in cielo Nardi con le due mani e schiaccia lateralmente, rendendo imprendibile il tentativo del muro avversario. Riaggancio sul punto 8 e a metà del secondo set, dopo la vittoria del Cinque Frondi nel primo set per Gabriele 25-21 mi pare. Sì. Siamo in perfetta parità. Chiesto time out dal coach nonché giocatore Ferro nel Palermo sull'8 pari dopo il recupero della Jolly, trascinato sempre dal solito Nicolas Nardi. Rientrano in campo le squadre. È pronto la Ganà, ancora al servizio, proveniente da Reggio Calabria, Domenico Laganà. Molto forte, ancora una volta, sempre nel campo della Jolly, sempre sull'immenso Nicolas Nardi, scavalco della Jolly. 9-8. E questa una delle rotazioni più pericolose della Jolly, quella con la Ganà al servizio, che mette in difficoltà sempre la ricezione avversaria. L'abbiamo visto in 2 punti consecutivi del centrale Nicolas Nardi. La Ganà ancora, sempre forte, sempre in quella direzione, stavolta tocca il nastro e quindi la palla viene rallentata. La schiacciata che va out di Geraldi da posto 2. 10-8 a più 2 la Jolly. Ancora lui, la Ganà, sempre forte, sempre lì, stavolta la palla va bene sull'alzatore, Cillemi recupera, Bellucci, sceglie ancora la Ganà, ma c'è il monster block. 10-9, bello questo monster block del Palermo. I cori del pubblico verso
l'uomo spogliatoio, Andrea Presta. Ricevuta non bene da Matteus Dalagnol, sistema poi Chillemi, in Bagher, pallone recuperato del Palermo, grandissimo recupero. Luci sceglie ancora Nicola Stardi, è mostruoso. Signori, assistiamo a delle giocate favolose, pregevoli dal punto di vista tecnico, e qui ad un recupero fantastico da parte del Palermo è seguita una esecuzione al centro, out, il servizio di Limberger, una esecuzione al centro imprendibile da parte di Nicolas Nardi, potente, precisa. 11 5 fronti, 10 Palermo. Out. Si sposta Marafiotti, il secondo arbitro, sul campo del Palermo, e con la testa fa capire ai giocatori del Palermo che la palla era fuori. Nicolas Nardi al servizio. Non la forza, quindi jump float. Scelto l'attacco centrale, recuperato da Bellucci. Coperto il muro. Ehi! Dubbio, sì. Cade con un piede nell'altro campo. Il piedone. Ci ha messo il piedone dentro sullo slancio e è finito con la punta del piede completamente nel campo avversario. Sì, purtroppo ha dovuto alzare Nicolas Nardi. Sappiamo i centrali non hanno un ottimo feeling con le alzate. Intanto sbaglia clamorosamente Pavone. No, scusate, Cappadona. Sembrava un 10, e invece un 18. 13-11. Cappadona manda il servizio sulla rete. E Jolly in +1. Il setter al servizio. Attacca Geraldi. E in l'attacco di Geraldi. 13-12. C'è sempre qualcosa da dire per l'allenatore quando un punto cade nel parte arancione del proprio campo. In questo caso richiamato il palleggiatore che evidentemente non ha coperto la sua zona in maniera adeguata. Anche Geraldi manda il pallone sulla rete e quindi può allungare la Jolly. 14-12. Matteus Dalagnol. Pallone out. Questo era palla out. Assolutamente. Sì. Assolutamente. È di tanto pure. Ma vergogna. Non ce la fanno. Non esiste una palla almeno un metro fuori, non toccata dal muro, chiamata dentro da parte del primo arbitro Bosio, che evidentemente, data la velocità dell'esecuzione, non è riuscito ad abbassare il proprio sguardo proprio sotto i propri piedi. Eccolo qua, aspetta, assolutamente. Il secondo non lo aiuta, il secondo non l'aiuta, accondiscende. Rivediamo il replay. Assolutamente. Ma Gabriele, non c'è bisogno di guardare il replay. Eccola qua, la palla in diretta almeno un metro fuori, errore grave del primo arbitro Bosio. Il Berger Lagana mette a terra e ci pensa lui, arrabbiato. Lagana scarica tutta la rabbia. Polimeni arrabbiatissimo, fa un gesto come per dire all'arbitro anche questa era fuori. È rimasto un buco a terra dopo il colpo dell'opposto cinquefrondese. Samuele Aprile. Attacca Geraldi. Qualcosa non va. Invasione a rete, sì, del muro. Della Jolly. Accorcia di nuovo, -1 del Palermo. 15-14 al Pallabonini di Cinquefrondi. Servizio Palermo. Jump float. Out. 16-14.
Eccola la rotazione pericolosa della Jolly. La Canà al servizio. Forte sempre al centro. Bellone in bugger. L'attacco copre Chillemi. Attacca poi Limberger. C'è il tocco del muro. Mani fuori. 17-14 il punteggio. Mani piegate. Attacco questa volta del posto 4 brasiliano Limberger, che ad inizio campionato per qualche risentimento fisico, qualche problema fisico è rimasto in panchina, poi è entrato a pieno titolo. Sì, vabbè, poi c'è stato anche Chillemi. Il problema, sì, esatto, era il posto 4 titolare, era Chillemi, poi Chillemi è stato impiegato come libero e quindi è entrato a pieno titolo anche il numero 9 biancoceleste al posto 4. Dopo che si è chiamata la formazione, la Canà parte al servizio. Presa da Burriesci, Pipe. Bravo. È sempre Bravo. Geraldi a creare i punti per il Palermo, il numero 3. 17-15. Al limite del Più 1 del Palermo. della linea, al limite del fallo, questo colpo di Palermo. La Canà Botta e risposta. tocca Burriesci, ma non ce la fa a tenere vivo il pallone. Un'ottima esecuzione ancora una volta di la Canà. Rammaricato Raffaele Burriesci. Limberger, la forza ancora, stavolta Burriesci c'è. Erroraccio dell'alzatore Bellone, prova ad alzare questo pallone in bugger. Errore di valutazione, Gabriele, questo. Pensava che la palla che arrivava in maniera sporchissima da dietro toccasse la rete, quindi si stava preparando al recupero sotto rete. Così non è stato, praticamente il pallone è arrivato sul suo bugger prima ancora che arrivasse sulla rete e l'effetto è stato quello che ha smorzato il pallone sulle proprie braccia, quindi gli è rimasto praticamente attaccato. Ecco l'errore. E così stiamo sul 19-15 più 4-5 Frondi, che ha sofferto all'inizio del secondo parziale, ma pian pianino è riuscito a riagganciare in questo momento, quindi in vantaggio di 4. Intanto vi ricordo di passare dalla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, di lasciare un mi piace, di andare su Instagram, iniziare a seguirci, di iscriversi al canale YouTube, di seguire le notizie sul sito www.edicoladipinuccio.it. Trovate tutti i link in descrizione. Oggi per l'edicola una defezione, quella di Renato, che risalutiamo insieme a Rosetta sua moglie. Quindi Annalisa si è conformata alla regia e insieme a Gabriele ci sto io che do una mano. Limberger stavolta sbaglia, pallone che si ferma sulla rete. 19-16. Out. Chiamato ancora in questo pallone. Protesta tutto il palazzetto, protesta Polimeni che ce l'aveva davanti. Polimeni ce l'aveva davanti. Rischio giallo per Polimeni. Eh sì, siamo alla seconda. Rischio giallo. Proteste acute della Jolly. Sono due le palle, dice Polimeni, sono due le palle. Calma, il secondo arbitro Marafioti. Ma non ha tutti i torti. Calma, è imbufalito Polimeni, mai visto forse così. Anche Pronesti Dario Pronesti sta cercando di riportare la calma in panchina. Intanto si ricomincia. Chillemi, Bellucci, Dallagnol che mette a terra. 20-17. Rush finale per questo secondo parziale. Nardi 20-17 come il primo set. Ricevuta molto bene
Bellone sceglie l'attacco da posto 4, poi Matteus Dall'Agnol, Nardi dopo il tocco del muro, scelto Laganà e il muro qua era il controtempo. Laganà ha schiacciato e prende in pieno la faccia, la testa del muro del Palermo. 21-17. Si abbracciano i protagonisti di questo punto, il palleggiatore numero 7 e l'opposto di Cinquefrondi. Al servizio centrale brasiliano Nardi, non la forza di nuovo. Tocco del muro. Leggermente sporco il secondo tocco del palleggiatore al limite della trattenuta. Cambio. Non è così per Bosio. 21-18. E se non mi sbaglio rientra in campo il numero 7 che era presente già nel primo set. Viene mandato, sì, viene mandato evidentemente di Cappadona che se non mi sbaglio ha pure un bel colpo al salto. È stato il suo il primo punto della partita. Nastro. Sì. Laganà, pallone recuperato, attenzione, out. Recupero miracoloso della difesa del Palermo, ma il terzo tocco diretto dalla parte avversaria, dalla parte del Cinquefrondi, finisce di poco fuori rispetto alla linea laterale. 22 per chi serve, 18 per chi riceve. Bellucci. Finalmente fischiata. Viene chiamata una doppia al palleggiatore del Palermo, più volte secondo me non peccato in questo fallo. Comunque ancora Jolly in più uno, ancora il setter cinquefrontese al servizio, palla plot molto tesa, sistema il pallone, l'altro setter, il muro di Laganà e Matteo Dall'Agnol frutta il pallone che è tornato nel campo della Jolly. 24-18, tocca la difesa del Palermo, ma il pallone non fa altro che finire sul fondo. 24-18. Il topo col formaggio. Matteus Dall'Agnol non si è fatto pregare, ha visto quel pallone e come un topo aggrappa il formaggio, butta giù un morso assolutamente doloroso per il Palermo che costa il punto numero 24, set point. Bellucci ancora, stavolta out, di poco out, ha cercato l'ace, l'incrocio delle righe sul lungolinea. Bellucci, sarebbe stato un bel punto per chiudere questo secondo parziale, così non è. Secondo set point, serve Palermo. E ci pensa Palermo. 25-21 il primo set, 25-19 il secondo set al Pala Bonini di Cinquefrondi. La Jolly vuole ottenere il tutto per tutto, vuole assolutamente il suo obiettivo, vuole rendere fieri i suoi tifosi. E a questo punto possiamo veramente cominciare a programmare, si può dire, sì? A programmare la seconda fase di questo campionato, ma sempre con i debiti e i dovuti scongiuri. Vediamo un attimo la classifica. Allora, qualora dovesse andare avanti di un punto Cinquefrondi, vediamo. Abbiamo la Conad Lamezia prima a 58 punti. Quante partite mancano, Gabriele? 3 partite. Oltre questa? Due senza questa, due senza contare questa. Cioè, quindi ancora abbiamo davanti 6 punti. C'è Partanna e poi l'ultima in casa. Ci sono 6 punti ancora avanti, giusto? Dopo c'è la partita a Partanna e ultima in casa contro Conad Lamezia. Quindi mancano 6 punti, siamo a 50, 44 e 6 fa 50, giusto? Cinquefrondi già con un punto, è già nei playoff. Cinquefrondi è già nei playoff, perché anche nella malaugurata ipotesi di un 3-2 in casa
prenderebbe un, diciamo 3-2 perdente in casa, prenderebbe un punto, va a 51 punti, 51, la terza ne ha 44, 44 più 6 fa 50. Più 9, perché se vince anche questa, le toglie anni. Sì, ma... No, deve per forza vincere 3-0 la Jolly. Ah, ecco. Vabbè, comunque ho provato a fare un calcolo, magari un po' azzardato, non ragionato. Fatto sta che comunque i 3 punti sono dietro l'angolo e diciamo sono 3 punti che saranno, se saranno 3 punti, avranno un sapore particolare, un doppio sapore, un sapore di soddisfazione per il traguardo ottenuto, ripetiamo, ragazzi, storico, il traguardo ottenuto per 40 anni di pallavolo, ragazzi. E poi un po' di rivincita, il sapore un po' di una rivincita rispetto alla partita dell'andata dove 5 Fronti si è fatto mettere sotto, non ricordo il punteggio, comunque 3-2. 3-2 c'ero io allora, pare che quella volta Renato non è potuto venire, c'ero io lì, C'è Letoianni dietro la Jolly a 44 punti, poi c'è Pozzallo 41, Raffaele Lamesse 35, Gupe Volley 35, Algoritmi 35, Algoritmi che è stata la scorsa avversaria del Palermo, che ha vinto l'Algoritmi per 3-1, mentre Palermo è ottava proprio dietro l'Algoritmi a 33 punti. Le ultime 3 sono Modica 18 punti, Partanna 17 e Zonno Callipo, la squadra più giovane del campionato con soli 2 punti, ultima. Giù la musica, prima palla per il numero 7 del Palermo. Grusner che sbaglia, Grusner è rientrato in campo. Sì, è rientrato dall'inizio. Non era stato confermato nel secondo set, era stato sostituito. L'opposto la butta sulla rete, 1-0 5 Fronti. Sarebbe la Canà. L'altro opposto, sì, la Canà. Cercato proprio il neoentrato Grusner, però la palla tocca il nastro e ci sono quindi 4 tocchi? Sì. Ma sinceramente non li ho visti. Non protesta nessuno, evidentemente ha ragione questa volta Bosio. La palla quindi ha toccato solo il nastro, il muro è stato un muro finto. La Canà ancora al servizio per la Jolly. Pure buona, ce la fa. Su Burriesci, attacca, il pallone recuperato, la Rosa aveva attaccato, la Canà, una palla un po' lunga, attacca Grusner molto forte. Oh, peccato, errore di valutazione, forse un pochino zona di conflitto praticamente tra il numero 3 Matteo Slallagnol, il libero. Protesta il Palermo forse per quel recupero della Jolly sotto il muro. Che problema c'era? Protesta? Che protesta devono fare? Quello è sceso dal muro e ha preso la palla sotto. Beh, allora 2-1 la Rosa, e altro errore a servizio del Palermo. 3-1. Limberger pronto per la Jolly, forte su Burriesci, pallone in primo tempo coperto, poi attacca la Canà, Grusner, poi in bagger Bellone sempre per Grusner, Nardi con i suoi riflessi rimanda il pallone di là. È stato bravo Nardi che in discesa dal muro respinge il pallone, stato per lui basta alzare il braccio per arrivare sopra la rete. Le due torri più alte dell'una e dell'altra squadra in questo scontro, vince Berger, Nardi. Burriesci recupera Grusner, pallone che torna nel campo della Jolly. Facile. E arriva la bomba, arriva la pipe. Oh yeah, arriva la bomba. 5-1, mi sta piacendo tanto Bellucci per come sta smistando i palloni. Grande visione di gioco da parte di Bellucci, un altro ragazzo che è arrivato veramente più
poco più che adolescente, si può dire, a Cinque Frondi l'anno scorso ha dovuto attendere per poter cominciare a giocare per una vertenza che aveva aperto nei confronti della società di provenienza. Chiusa la vertenza, tesserato per Cinque Frondi, ha cominciato a giocare, è rimasto in seconda fila per il periodo restante del campionato, alcune apparizioni, e quest'anno scelto da Polimeni come primo palleggiatore. Non si è fatto certamente, come si dice, Limberger Pacca Gru. E la fotocopia è la replica di un colpo del primo set. Io le chiamo affettuosamente, io li chiamo colpi alla Cutri. Non so se Raffaele, il mio amico, è collegato o è qui in palestra. Raffaele Cutri aveva questa caratteristica: altissimo, però spesso le palle schiacciate da lui, stiamo parlando della prima divisione, e quindi di tanti e tanti campionati fa, non chiudeva il polso e la palla andava a finire nella vecchia palestra della scuola media, andava a finire sul tabellone della pallacanestro. La Rosa, il capitano, aveva chiesto formazione, ora tutto ok. Limberger che batte però sulla rete. 6-2 il punteggio al Palaponini di Cinque Frondi. Chiedere formazione sul 5-1 per gli avversari mi sa tanto di tentativo di squilibrio. Chillemi non riceve molto bene, pallone sistemato da Limberger, schiaccia molto bene Mateus Dallagnol, pallone recuperato, out. 7-2. E se non lo vede lui glielo diciamo noi. Bosio, la palla è fuori. 7-2. Centrale brasiliano al servizio. Vediamo se è protagonista. Vediamo se è forza. Analisa. Sì, la forza. Forza o non forza? Risponde buona, centrale. Bello. Da Palermo, ottimo primo tempo, molto veloce. Ruota il polso, sì, ha ruotato il polso, la palla è andata in diagonale sulla linea. Quasi una palla difficile da vedere per quanto riguarda l'esito da parte del primo arbitro, rapidissima, velocissima. Bravo l'attaccante del Palermo che guadagna il punto numero 3 di questo terzo set. Sono 7 invece i punti per il Cinque Frondi, 2-0, 25-21, 25-18 i primi due parziali. Mateus Dallagnol riceve Bellucci. Samuele Aprile effettua il primo punto del match, se non il secondo, forse ha fatto qualcuno, sì, il primo l'ha fatto in muro. 8-3, non si vede quasi mai il punto di Samuele Aprile in attacco in questo match. 8-3. Polimeni nasconde le sue dita dietro il cartellino per indicare dove deve andare a finire questo servizio. Stavolta c'è stato l'attacco di La Rosa, se non mi sbaglio ha toccato il braccio di Samuele Aprile, mani out. 8-4. È tutto studiato nella pallavolo, ogni movimento, ogni giocatore avversario durante la settimana viene studiato tecnicamente per trovare i punti deboli. Raganà, bravissimo, non può far nulla Garofalo. 9-4. Vengono studiati gli scout, vengono visionate le partite degli avversari. C'è un mondo dietro una partita di pallavolo che spesso chi osserva non conosce. Pallone che viene recuperato, viene anche rigiocato. Costruzione della Jolly. Bellucci ancora in pipe verso Mateus Dallagnol. È un siluro. 10-4. Gli scoutman della Jolly
che sono Antonio Mariano e Peppe Moschella. Peppe Moschella oggi assente, mi pare, ci sarà qualche problema? Bravissimi i due scout del Cinque Frondi, Antonio Mariano tra le altre cose il coach delle giovanili che sta facendo molto bene, fa veramente bene, forse come non mai. Lunedì ci saranno le finali di Under 16 della Jolly, si giocheranno qui a Polissena. Diversi campionati giovanili del Cinque Frondi quest'anno, Under 14, Under 16, Under 18 e la prima divisione. Ce ne state per tutti. Currietti sbaglia la ricezione. 11-4. 11-4. In tilt il Palermo. Il Palermo sembra essersi fermato, accusa i colpi, ora si riposa chiedendo la pulizia del campo. Ha preso il largo Cinque Frondi, sono 7 i punti di vantaggio. Matteo Zalagnol, stavolta la palla rimbalza. Diventano 6. Sul nastro. Palazzetto gremito a Cinque Frondi. Jump plot su Talagnol, Bellucci, sceglie ancora la Ganà e stavolta non forza e mette un bel pallone a scavalcare il muro, frega tutti. E qui si vede l'intelligenza tattica di un giocatore, questa volta era veramente stretto e ha scelto di non forzare. La palla ha scavalcato di quanto basta QB le mani del muro avversario ed è caduto proprio dietro le spalle del muro. Samuele Aprile, Flot, Sema, c'è il muro della Jolly, ancora ricostruzione e stavolta attacco out. 12-5. Si dispera la rosa, ha schiacciato male questo pallone. 13-5. Cerca le mani fuori la rosa, non lo trova, la palla va direttamente cambio nell'angolo del riscaldamento del Cinque Frondi. Cambio alzatore, sì, è uscito Bellone, è entrato il numero, non lo vedo. Numero non lo vedo. Di chi? Del ne è entrato, dall'alzatore, è uscito Bellone, numero 12 se non mi sbaglio, Ilardi, il secondo alzatore del Palermo, Ilardi. 13-6. Samuele fuori, prima la butta fuori e poi va fuori per dare posto al libero Chillemi, egregiamente interprete in questo ruolo, chiamato. Ardi schiaccia, non c'è nessuna copertura dopo il tocco del muro. 14-6. Un posto 4 ricettore adattato al libero, vincente in tutte le partite. La Ganà out stavolta, sì, era coordinato bene ma stavolta ha forzato troppo. Vabbè, ci sta 14-7, 7 punti di vantaggio al terzo set, ci sta. I tifosi che continuano a chiamare Andrea Presta, l'uomo spogliatoio della Jolly, che ha risposto con degli applausi. Chillemi, Bellucci, la Ganà, Murato, ma è mani fuori. Un solo giocatore del Palermo a muro, il numero 8, come si chiama, Gabriele? Numero 8, Nastasi. No, numero 8 è l'altro libero. Questo? Che numero è questo? Non lo vedo. 18 forse, Cappadone. Questo, guarda, io sono un po' cieco. Io non vedo, da qua non ci vedo. Tu sei più cieco di me. Ehi! 6 era un 6. Un 6 era, vedi? Garofalo. E il secondo palleggiatore non si comporta meglio del primo e cade in fallo in questa occasione. Palla trattenuta, palla doppia. Punto numero 16 per Cinque Frondi, siamo avanti 9 punti, 9 lunghezze di vantaggio. Cinque Frondi si avvicina al traguardo storico più volte richiamato da noi. 2-0, 16-7. Ottaviano è vicina.
ballano i tifosi della Jolly. Ricordiamo che l'anno scorso Cinquefrondi ha lottato al vertice fino all'ultima giornata. E per un solo punto. Rimasti delusi perché dopo il termine dell'ultima giornata si aspettavano l'esito dell'incontro tra la Tondo Callipo e Letojanni. Letojanni che vincente Letojanni ha sfiorato l'impresa. Ha sfiorato l'impresa Callipo. Qua non si trovano i Lardi e il centrale del Palermo. Jolly che va avanti di 10 punti, 17-7. E una volta tu, una volta io, una volta il Letojanni l'anno scorso e questa volta Cinquefrondi. Limberger. Boom. Ehi, si ferma sul nastro. Quasi Cambio. le paste per quasi le paste. Cambio. Entra il maturando Matteo Bonati ed esce Alberto Limberger. 17-8. Anche Bonati, un ragazzo arrivato giovanissimo in crescita a Cinquefrondi, lo stesso percorso del palleggiatore, cresciuto a Cinquefrondi adesso nelle ultime stagioni, 2 stagioni. Palla flottante su Chillemi, Bellucci, Sceglie, Nardi, novità, è stato murato. Breaking news. Breaking news. Nardi becca un muro. in faccia, sì. Oh. Secondo me su Bonati, il servizio del Palermo. Bellucci verso Matteus Dallagnol. Ricostruzione Palermo. Muro Jolly, pallone recuperato, la alza Matteus Dallagnol, Bellucci sceglie proprio Matteus Dallagnol, tocca il muro, 18-9. Senza ricorsa, si alza da fermo Matteus Dallagnol e tira giù un pallone imprendibile. 18-9. Jolly al servizio con Nardi. Bravo. Bellissima la ricezione, un po' meno l'alzata, però il pallone passa lo stesso. Bellucci sceglie Matteo Dallagnol sulla linea, perfetto. Un po' indeciso l'arbitro in questa occasione e per dire la verità anche io qualche dubbio ce l'ho. Era sulla linea. Tu l'hai vista sulla linea, io qualche dubbio ce l'ho. Alla fine conta quello che dice il signor Bosio della Federazione di Bologna. Voi avete avuto l'opportunità pure di vedere il replay. Io in quel momento non mi sono girato. Non lo può vedere Bosio però, il replay, solo noi lo possiamo vedere. Nicolas Nardi. Ancora forte. Fortissimo. Stavolta l'ha forzata rispetto alla solita plot. Poi primo il muro, tempo. sì, il primo tempo del Palermo non viene murato. Anzi, no, viene murato, ma arriva in ritardo, sì. E non era un muro invadente, un muro piuttosto staccato dalla rete, dal bordo superiore. Si fanno sentire sempre di più i tifosi della Jolly. Chillemi riceve, Bellucci, Matteus Dallagnol. Che esecuzione da posto 4 del martello brasiliano della Jolly. È un martello, questo è un martello pneumatico. Un martello pneumatico, ha lasciato un buco nella linea dei 3 metri avversaria. Dallagnol. Bellucci. Tacco centrale. Bonati? Bonati, sì. Tacca ancora Dallagnol. 21-10. Non l'ho mai visto così carico in tutta la stagione. La partita migliore di Dallagnol, la possiamo dire. Un Dallagnol in grandissimo spolvero, un Dallagnol carico dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico e fisico. Non lo dimentichiamo, anche fisico, nonostante il problema avuto alla spalla. Ancora muro della Jolly, un po' in confusione il Palermo, non riesce a giocarsela al meglio. Aprile, Bellucci, Dallagnol, pallone spinta, sì, Burriesci in bagger, altro attacco completamente out.
22-10. 22 a 3 punti dalla storia, 5 Frondi. Si asciuga il campo del Palermo. Il pubblico inizia ad alzarsi. 22-10. È pronto il primo arbitro al fischio. Lo fa adesso. Bellucci ancora per la Jolly. Buona la ricezione, attacca poi Geraldi, riceve Bonati. Bellucci sceglie, trova la Ganà, ma c'è il muro e si interrompe la striscia positiva della Jolly. 22-11. Tutti a coprire sotto rete, nessuno in posto 5 e la palla va a finire proprio lì. 22-11. Serie di 3 punti dalla Jolly. Oh, non va nessuno su questo pallone. 22-12. E va sulla rete il servizio del Palermo. Chi è, la Rosa? 23-12. Eccolo qua, il pubblico che inizia ad alzarsi. Matteus Dallagnol, molto corta, viene recuperato il pallone. C'è il muro della Jolly, copre Matteus Dallagnol, è ovunque. E Superlativi! Una bolgia. Superlativi, 5 Frondi, tutto in piedi. Che cosa ha fatto Matteus Dallagnol? È ovunque quest'uomo, è ovunque. Ha fatto un ottimo recupero. Poi abbiamo visto una grandissima schiacciata di Laganà. Gioco per la storia. Gioco per la storia, 5 Frondi. Punto! Rinviata e via! Coriandoli! 5 Frondi nella storia, passa la fase della stagione regolare e va a giocarsi incredibile i playoff promozione per la Serie A2. Incredibile. E dopo 40 anni di pallavolo, 5 Frondi arriva alla disputa di questa fase che consentirà veramente di confrontarsi con tutta l'Italia, e la prima sarà, salvo variazioni o stravolgimenti, sarà contro l'Ottaviano, provincia di Napoli. E questo è quello che possiamo vedere adesso dal Palabonini. Festeggiamenti, il pubblico in delirio, giocatori in delirio a saltare fino a quando non riusciremo ad agganciare il coach del 5 Frondi con il microfono di Gabriele sempre pronto. E grazie ad Annalisa, grazie infinite per quello che ha fatto in tutta la stagione, grazie a Gabriele, grazie a Renato che salutiamo ancora una volta. Vi abbiamo regalato quello che non potete vedere qui a 5 Frondi. Tutti quelli quindi che non sono le condizioni di assistere a queste meravigliose esibizioni della squadra più forte di tutti i tempi. Siamo? Un attimo. Allora, come potete notare, tutti quanti ai festeggiamenti, tutti quanti ad abbracciarsi. Eccoli qua, mega abbraccio tra Polimeni e Nardi. Dove sei? Non ti trovo, Gabriele. Abbiamo gli ultra della Jolly qua in campo. Ah, eccolo. Il presidente Mario Ceruso. Alzato dai tifosi. Festa alla grande al Palabonini di 5 Frondi. Vediamo se riusciamo ad avere il mister Polimeni ai microfoni. È abbracciato da tutti. Mister, ci siamo, la Jolly ha fatto la storia, la Jolly ha raggiunto un grande traguardo, ha raggiunto i playoff per la Serie A2. Credo di sì, credo che
sia stato un risultato spettacolare. Questi ragazzi sono strepitosi, sono stati strepitosi dal primo giorno fino all'ultimo a lavorare qui in palestra. Quasi 270 allenamenti fino ad oggi, sono stati straordinari, ha pagato il lavoro duro, costante, i sacrifici, le rinunce. Ci siamo buttati in palestra dalla mattina alla sera, entravamo col sole, uscivamo con la luna. È stato un anno difficile, duro, ma le soddisfazioni grazie a Dio sono arrivate. Ti devo fare i complimenti, mister, perché abbiamo visto come eri teso, come ci volevi mettere l'anima, cuore, testa, come sei eri in campo. Abbiamo visto. Ho dato il massimo per questa maglia, per questa società. 2 punti chiamati out. Ho perso tutto, sono orgoglioso e credo che vedere questa gente così felice, esultante, sia il massimo per uno che ci mette sempre il cuore. Grazie, ti lasciamo festeggiare, vediamo se riusciamo a avere qualche giocatore. Fantastico Polimeni. L'inno della Jolly. Fantastico Polimeni, visibilmente emozionato, soddisfatto per il traguardo. Da diversi anni a Cinque Frondi ha costruito insieme alla dirigenza che va menzionata insieme a lui, ha costruito un sogno, ha costruito ciò che non si poteva immaginare fino a qualche tempo fa e questo è il risultato. Abbiamo la pelle d'oca, noi insieme a loro, insieme a tutti quelli che hanno lavorato giorno per giorno in silenzio. Gabriele cerca di raggiungere qualcuno dei giocatori. Allora, la foto. Dove? Dobbiamo aspettare anche la foto. È diventata ormai una foto di rito, quella finale ad ogni vittoria. I giocatori insieme a tutti i tifosi, eccoli, li vedete, tutti insieme, nessuno escluso. E questo è l'inno che è stato scritto dai Suddanza con le parole di Paolo Bulzomi, un gruppo locale, Paolo Bulzomi, che sicuramente sarà collegato a guardare la partita. Eccola la foto di spalle. Un'inquadratura diversa opposta rispetto alla fotografia di rito. Vediamo se viene Bellucci ai nostri microfoni. Ci siamo? Eccolo. Vieni di qua. Siamo con Alessandro Bellucci, lanzatore della Jolly. Ale, hai fatto una grandissima prestazione anche oggi, hai smissato palloni dappertutto. Che cosa provi a giocare per questa squadra? Beh, devo ringraziare i miei compagni perché alla fine l'individualità non è niente. Siamo un bel gruppo, siamo diventati una bella squadra con la S maiuscola e ce la metteremo tutta, ce la metteremo. E adesso che cosa si prova ad essere ai playoff per la Serie A2? Cosa si prova? Non lo so, sinceramente. Troppe emozioni in una volta. Comunque saluto tutti i miei genitori, la mia famiglia, tutti quelli che seguono la fantastica edicola di Pinuccio e grazie, ciao ciao. Grazie ad Alessandro Bellucci, noi possiamo passare l'appuntamento a settimana prossima dove la Jolly affronterà Partanna in trasferta. Vi ringraziamo ancora una volta per averci seguito fino in fondo, grazie, arrivederci, alla prossima. E con l'inquadratura di Annalisa Gallo per la gioia di papà Renato e di mamma Rosetta, eccola qui, l'abbiamo, è ancora sana e salva. Noi chiudiamo da Cinque Frondi, vi faccio un ciao pure io, va. Eccolo, ciao ciao. Allora un saluto a tutti, appuntamento quindi alla prossima settimana, Dio piacendo, dalla trasferta più lunga di tutto il campionato a Partanna, provincia di Trapani, l'estremo sud dell'Italia e anche insulare. È da lì che
ripeto, a Dio piacendo, ci risentiremo e ci rivedremo la settimana prossima, magari con Renato e non con me, che non sono avvezzo alle trasferte lunghe, e quindi spero che siate insieme, che si ricostituisca il trio vincente dell'Edicola di Pinuccio per la prossima settimana. Qualora dovesse esserci necessità, io sarò qui a disposizione. Grazie a tutti, arrivederci a Cinque Fronti, e viva la Jolly, e viva Cinque Fronti che va ai playoff promozione. Ciao a tutti!